Allora, Le disavventure di Arlecchino è un progetto che comprende 2 canovacci di commedia dell'arte scritti da Carlo Goldoni alla fine del Settecento per la Comédie Italienne, che era la massima espressione del teatro italiano a Parigi, e segna anche l'incontro tra Carlo Goldoni e l'Arlecchino Bertinazzi, che era un attore, ci raccontano le cronache, straordinario, capace di una fantasia, di un'immaginazione incredibile. E la caratteristica di questo Arlecchino è che la sua maschera, le movenze, e la sua gestualità ricordavano, e anche il suo carattere, ricordavano un cane da compagnia, che era appunto il Carlino. Per cui da quel momento in poi il nome Carlino del cane e il nomignolo che davano all'attore Carlo Bertinazzi diventarono un tutt'uno. Il gioco con Stefano Rota, che è il protagonista di questi due canovacci, è stato quello di reinventarci una nostra versione di questo Arlecchino. Il primo dei 2 canovacci ad andare in scena è Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato, dove siamo nelle campagne di Bergamo e Arlecchino diventa padre, con la moglie Camilla hanno una figlia e proprio negli stessi giorni anche una coppia di innamorati in gran segreto hanno anche loro un erede. E qui parte tutto il gioco tipico della commedia, quindi tra scambi di bambini, fraintendimenti, equivoci, ma la cosa più interessante secondo me del canovaccio è che ad un certo punto è come se prendesse una piega che vira verso il dramma, verso una tragedia sfiorata. Arlecchino, impazzito di gelosia, dà fuoco alla propria casa. Questa gelosia porta la moglie Camilla anche lei alla disperazione, e sempre di più quindi la commedia vira verso altre tonalità. Ad un certo punto addirittura Arlecchino prende la bambina, la porta via dalle braccia della madre e si rinchiude in casa e dice: Te vado a soffrire, come te me l'ha fatto soffrire a me. devi soffrire, le dice, come sto soffrendo io. Quindi anche è un Arlecchino anche lontano dal truffaldino originale del Servitore dei 2 padroni, quindi dalla scrittura, chiamiamola post-riforma di Goldoni. È uno che è diventato un formaggiaio, che sta facendo una scalata sociale, non è più al servizio di nessuno, tutto ciò che fa, tutti i gesti che compie li fa riferiti a se stesso e non a caso, perché questo coincide anche con l'evoluzione della società. Siamo a poco più di 20 anni dalla rivoluzione francese e anche la figura di Arlecchino, anche il rappresentante del popolo, in qualche modo fa un passo in avanti. Bello qua. Magnifico. È il posto giusto. Porco parce, voglio morire. Il secondo canovaccio è Arlecchino e l'anello magico, e anche qui la gelosia la fa da padrona, perché Arlecchino ha trovato nelle tasche della moglie argentina una lettera d'amore e in preda alla gelosia decide di andare nel bosco e togliersi la vita. Arrivato nel bosco, cosa succede? Incontra un mago, ed è qui diciamo il nodo dello spettacolo, perché abbiamo un Goldoni che, nonostante tutta la contrapposizione con Gozzi, con tutto l'ambiente delle fiabe teatrali, eccetera, un Goldoni che fa utilizzo della magia, in qualche modo anche per assecondare i gusti del pubblico francese. E Arlecchino incontra un mago, e il mago gli dona un anello che gli permette di dimenticare tutto il suo passato, tranne ovviamente i bisogni primari. A questo punto cosa succede? Arlecchino torna a Bergamo, viene riportato a Bergamo e deve reimparare tutto, deve reimparare proprio a vivere nella società ma i suoi bisogni ovviamente sono sempre gli stessi, e ironia della sorte si innamora proprio della moglie che crede che l'abbia tradito. Bella, 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 bella.
bella. Soggiunfo come un melone, ma mi sento le farfalline che mi sfarfallano nello stomaco. Il filo conduttore credo sia che questi due spettacoli fanno parte come se fossero due parti di un unico grande affresco, un disegno, un tentativo di immortalare l'ultimo esemplare di questa forma di teatro. E si sente che siamo alla fine, perché c'è tutta una parte, al di là della parte divertente, ridanciana, quindi dei lazzi tipici della commedia, ma c'è anche tutta una parte malinconica che secondo me è accentuata anche da un Goldoni lontano da casa, che guarda all'Italia, alla sua terra in un'altra maniera, e questo si sente, si sente molto. Ci sono varie parti che amo particolarmente. Una che mi sta molto a cuore è all'interno dell'Anello Magico. Arlecchino indossa l'anello e ovviamente si dimentica tutto, deve ricostruire un'identità, deve imparare a stare al mondo. E c'è una battuta, c'è un momento dove Arlecchino ovviamente ha fame, perché quella gli è rimasta, arriva alla locanda e apprende, suo malgrado, che per avere del cibo bisogna pagare. E quindi lui dice: ma come? In questa città chi ha i soldi mangia e chi non ha i soldi non mangia. E parte con una lunga sequenza comincia a citare le sacre scritture è come se fosse un piccolo momento di ribellione cattolica dal più anticlericale dei diavoli. Perché stiamo ancora a raccontare, a parlare di Arlecchino, a parlare delle maschere, che sembra un qualcosa di lontano, di polveroso? In realtà c'è un'umanità e c'è una forza dietro lo strumento della maschera, dietro la commedia, dietro la rappresentazione sul palcoscenico di problematiche universali che non diventano mai polverose, sono sempre vive. E Arlecchino è l'esempio lampante di qualcuno che tenta e fallisce e dai propri errori cerca di imparare qualcosa. Quando sono all'osteria, le butte pala e chi ce ne sente nano beve un fià. Quando sono all'osteria, le butte pala e chi ce ne sente nano beve un fià. Versi Putiglione, scapperemo dalle guerre, versi Putiglione, devi Putiglione. Versi Putiglione, scapperemo dalle guerre, versi Putiglione, devi Putiglione. Quando sono all'osteria, le butte pala e chi ce ne sente nano beve un fià. Quando sono all'osteria, le butte